Buongiorno, siamo con il professor Paolo Feltrin, già docente di Scienze Politiche all'Università di Trieste, studioso dei sistemi elettorali, delle competizioni elettorali, politologo. Con il professore commentiamo i risultati di questa tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre in Italia e poi in particolare nel Veneto. Professore, cominciando dal dato sociologico che ci ha colpito, è quello del forte crollo dell'affluenza, quindi di un calo di motivazione, di un calo di partecipazione, come se lo spiega? Ma la mia idea è che non sia così grave e che i problemi non siano quelli. Allora, in questi anni c'è stato un aumento incredibile degli iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero. Si parla di quasi 3 milioni e 8, 3 milioni e 9 in Italia in più rispetto agli anni 2000, adesso sono 5 milioni e 6, 5 milioni e 7, già così pari a più del 10-12% dell'elettorato italiano, che nelle elezioni comunali non va a votare. Perché abitano all'estero banalmente. E quindi non scendono in Italia a votare. Allora, prendiamo il caso di Monfumo 5 anni fa, Sì. piccolissimo comune della provincia di Treviso. Sì. Il dato della partecipazione al voto era il 57%, il dato scorporato dei residenti AIRE era il 77,8%, 20% in più. Fa la differenza o no? Sì. Beh, certo, certamente. Allora, ecco, il mio suggerimento d'ora in avanti al Ministero degli Interni è dare la partecipazione elettorale nei comuni italiani, nelle elezioni comunali, al netto dei residenti AIRE. A questo poi va aggiunto che una parte di anziani, di persone fragili, di malati, questa volta non sono andati a votare causa Covid, e mi pare più che ragionevole. Che i conti tornino. E tutto sommato, se teniamo conto di questi due elementi, io non mi fascerei la testa. Ok, quindi lei dà una spiegazione legata anche a fattori sociali e non tanto esatto, e non tanto una disaffezione dalla politica, esatto, o dal proprio municipio. Poi per carità ci sarà anche quello, però i numeri non sono così drammatici. Senta, allora parliamo invece adesso dei risultati. A livello nazionale indubbiamente c'è stata una sconfitta del centrodestra, perché nei comuni maggiori, Milano in particolare, la sorpresa anche relativa di Torino, dove era dato favorito, Bologna, eccetera, Napoli, il centrodestra è stato sconfitto e a volte anche clamorosamente, come nel caso di Milano. Roma, una vittoria piuttosto risicata, che rischia di poter anche essere messa in discussione al secondo turno. Questo tipo di battuta d'arresto di quella che era data sulla carta come la coalizione più forte a livello nazionale, secondo lei a quali cause è stato dovuto? Beh, intanto dipende. La battuta d'arresto è solo nelle grandi città. Perché nel resto delle province, dei centri medio piccoli o dei paesi più piccoli, il centrodestra ottiene ottimi risultati in tutta Italia, quindi distinguiamo nettamente i due piani. È evidente ormai che le competizioni nelle città metropolitane, nelle grandi città, hanno una dinamica tutta loro, prevalentemente politica e prevalentemente giocata sul ruolo dei leader nazionali. Ora, non c'è dubbio che il centrodestra abbia avuto tensioni notevolissime. Milano, Roma, Napoli, Bologna, eccetera. Sia obiettivamente in difficoltà politica nazionale per via dei contrasti su Draghi e di conseguenza, il terzo elemento, siano in competizione tra loro i partiti, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Conclusione, i candidati non li conosceva nessuno. Quando mai a Milano è stato candidato il signor Nessuno? Infatti, quindi un errore nella scelta dei candidati anche. Ma l'ha detto Salvini, ma l'errore nella scelta dei candidati dipende dai problemi di coalizione nazionale, no? In tutto il resto d'Italia,
questi problemi non ci sono stati e obiettivamente il centrodestra non è andato male, adesso è inutile, in particolare al nord non è andato male. Ecco, per esempio parliamo del Veneto, dove invece appunto in controtendenza, questa volta rispetto al dato nazionale, il centrodestra ha ottenuto risultati brillanti, uno su tutti, il risultato di Chioggia già al primo turno, voglio dire, no? Dove tra l'altro la vittoria e l'affermazione del centrodestra si interseca con quella che invece è stata una sconfitta, una bocciatura del Movimento 5 Stelle, che a Chioggia aveva uno dei rarissimi comuni del Veneto in cui aveva amministrato per 5 anni. Ecco, questi due dati, un centrodestra ancora molto radicato, molto forte in Veneto, perché? E seconda cosa, come spiega il fatto che veramente alle comunali e alle amministrative il Movimento 5 Stelle non riesca ad esprimere una classe amministrativa che ottiene consenso? Ma io direi che il risultato del centrodestra e della Lega in particolare attraversa tutto il nord. Guardiamo il caso di Pordenone, guardiamo il caso di Trieste, adesso non è andato al secondo turno ma è il 47%, e il caso della Lombardia, di mille altri comuni. Quindi questo è il primo punto, e cioè la Lega al nord tiene saldamente il punto, mentre, attenzione, non ottiene grandissimi risultati al sud. Contemporaneamente i 5 Stelle crollano, perché i 5 Stelle era il partito più votato in Italia nel 2018, tuttora un terzo dei deputati e dei senatori, e contemporaneamente oggi ottiene cifre del 3, 4, 5% massimo, quando va bene. Marginali, sì. Marginali. Ora, attenzione, che in 3 anni si passi da più 30 a 4, 5, 2, dà l'idea di cos'è il mondo contemporaneo e di che cosa sono le competizioni elettorali in mondo contemporaneo. Però non c'è dubbio che il vero sconfitto di questa tornata elettorale e la forza politica che ha necessariamente deve affrontare più problemi sono i 5 Stelle. Attenzione che il Sud vanno meglio. Per cui a mio avviso i 5 Stelle hanno in questo momento 3 scenari davanti: sparire come l'uomo qualunque, come i Verdi, sì, come i radicali, insomma sparire, hanno fatto la fiammata e poi sì, la fiammata, diventare un partito territoriale, Lega del Sud, Sud. Lega Sud, no? Anche perché la Lega di Salvini, come abbiamo detto, non ha fatto granché bene, oppure diventare la seconda gamba del centro-sinistra. Ipotesi Conte, tanto per essere... Sì, certo. Vedremo nei prossimi mesi, ma queste sono le scelte, il partito che ha le scelte più radicali da fare e sono i 5 Stelle, e l'opzione sono queste 3. Un'ultima cosa, professore. Secondo lei, nei prossimi mesi, si porrà un problema di leadership all'interno della Lega? No. No, però è la mia opinione. Per 2 ragioni. E glielo dico anche, sa perché se la interrompo, perché ovviamente il tema in qualche modo chiamerebbe in causa la figura di Zaia. Ma allora le ragioni sono 3, vediamo le 3 ragioni. La prima ragione è che un leader lascia lo scettro quando perde gravemente un'elezione. E fino adesso Salvini non ha questo problema. Ha portato la Lega Nord, dal Lega Salvini, dal 3% al 34%, se anche si tiene sul 20% è sempre 6 volte più del 3% del 2013. Certo. Secondo punto, i grandi partiti per definizione hanno una dialettica interna e questa per certi versi può fare bene. Basta ricordare la DC. Certo. Oppure il PC che si divideva tra gli ingraiani e gli amendoliani, tra la destra e la sinistra PC. Quindi, certo. Voglio dire, i grandi partiti per definizione sono plurali. E in terzo luogo, per essere leader nazionali bisogna fare alleanze territoriali. Non basta avere il consenso in una regione, ma bisogna avere il consenso nel 51% delle regioni.
dell'elettorato. E questo è un problema. D'accordo, la ringrazio molto, professore. Arrivederci.